Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto Roberto Marcato e collegato abbiamo il primario di terapia intensiva e di rianimazione all'ospedale civile di Padova, il professore Ivo Tiberio, lo saluto, lo ringrazio, buonasera professore. Buonasera dottore, Sì, dottore, buonasera signor insomma così. Boniri. Ieri sera ho visto un bel servizio che ha fatto le Iene su di lei e ho visto che è entrato con la telecamera nei reparti per far vedere la situazione dei malati, ovviamente con il permesso di loro. Allora le chiedo subito, a Padova terapia intensiva per quanto riguarda il Covid a 18 posti letto, com'è la situazione a oggi 4 novembre? Allora, oggi al 4 novembre avevamo fino a un'ora fa 17 pazienti, ne abbiamo appena dimesso uno, ma mi hanno appena comunicato che probabilmente ne arriverà un altro, quindi siamo sempre, diciamo, sull'orlo del riempimento complessivo, siamo prossimi, insomma, siamo stati in questi giorni sempre tra 17 e 18 pazienti, quindi dimettiamo e accogliamo, quindi siamo sostanzialmente quasi sempre pieni. Questo possiamo dire, alla luce di tutto, discutere non poco con i giornalisti delle Iene perché hanno insistito molto che volevano entrare dentro, ma siccome non facciamo entrare i familiari mi sembrava corretto non far Giusto. entrare neanche loro. Ovviamente c'è un grosso problema di privacy e non possiamo non tener conto degli aspetti della dignità della persona perché i nostri pazienti, tutti quelli che sono ricoverati in terapia intensiva, vivono una situazione particolarmente penosa e quindi insomma siccome la maggior parte non sarebbero anche quelli estubati che respirano da solo, non potremmo avere la certezza, anche se glielo chiedessimo, che possono esprimere un consenso valido. Per questo motivo, insomma, oltre ovviamente che per ragioni di sicurezza Certo, non facciamo entrare i familiari, quindi non possiamo far giusto. entrare neanche Allora, i giornalisti. Ivo Tiberio, professore, allora due o tre domande. La prima, chi arriva ed entra in terapia intensiva viene intubato sistematicamente? No, allora, generalmente chi viene in rianimazione viene per un'insufficienza respiratoria grave, cioè tutti i pazienti che ricoveriamo in rianimazione sono pazienti che hanno superato i 2 livelli base dell'attività assistenziale, che può essere l'area di degenza ordinaria, che può essere terapia salvavita, cioè i pazienti vengono in terapia intensiva per un'insufficienza di organi vitali. In questo caso l'organo vitale coinvolto principalmente è la funzione respiratoria, l'apparato respiratorio. Poi si possono associare anche altre insufficienze d'organo durante il ricovero, possono essere coinvolte dal punto di vista cardiocircolatorio, renale o altre insufficienze d'organo. Quindi noi dobbiamo mettere sul piatto della bilancia una probabilità di sopravvivenza bassissima, prossima alla zero per quelli che veramente non potrebbero stare in nessun posto se non in terapia intensiva, verso i risultati della terapia intensiva. Che risultati ci sono in terapia intensiva? Ovviamente in letteratura c'è una grandissima variabilità di risultati. Io posso parlare di quelli che sono i nostri risultati. Noi a oggi abbiamo trattato 92 pazienti, dimesso 92 pazienti, ne abbiamo ricoverati 109 perché 17 sono attualmente presenti. Di quelli che abbiamo dimesso complessivamente dei 92 dimessi abbiamo una mortalità del 12%, quindi significa che nell'88% dei casi le persone sono uscite fuori dalla rianimazione. Per quello che so io, la stragrande maggioranza di questi pazienti sono ritornati a Ecco, una vita quelli, normale o professor, pressoché normale, certo, magari in tempi professor, molto lunghi. ecco, professor Tiberio, quelli che sono deceduti purtroppo avevano altre patologie come tutti dicono o anche sono morti esclusivamente per il Covid? Allora, intanto un pensiero a tutti i pazienti che purtroppo non ce l'hanno fatta, perché per noi ogni paziente che decede è una sconfitta personale. Per me personalmente, che vivo qua dentro dalla mattina alla sera, ogni caso per me è un caso veramente, e me lo ricordo tutti, ce li ho stampati in testa.
Fatto questa premessa, qual era il resto della domanda? Scusi, No, volevo dire se tutti quelli che giustamente nel ricordarli sono mancati anche per altre patologie? Ah, ecco, sì. Allora, adesso man mano che aumenteranno il numero di pazienti positivi, perché purtroppo siamo in una fase di diffusione epidemica veramente molto ma molto importante. Questo virus è estremamente diffusivo, è vero che ha una letalità relativamente bassa, anche se 10 volte superiore all'influenza, ma io negli anni precedenti, nell'anno 2018, quando gestivo un'altra terapia intensiva di pari dimensioni a questa all'incirca, ho avuto 5 forme influenzali gravissime che hanno richiesto il ricovero e rianimazione. Quest'anno siamo a 110 e non è ancora finito l'anno. Quindi cosa significa? Che questo virus colpisce in maniera molto ma molto più aggressiva, perché negli anni precedenti è vero che andavano a finire rianimazione soprattutto le persone anziane con le comorbidità, cioè con le patologie associate. In questo caso qui, soprattutto nella fase da luglio in poi, abbiamo ricoverato tantissimi pazienti della fascia di età 40-50 anni. Sì, Quindi pazienti che non avevano grandissime altre patologie associate. Il fattore di rischio che più frequentemente troviamo di patologie associate, ma che sono, diciamo, patologie per noi relativamente benigne, pazienti un po' sovrappeso, pazienti che hanno l'ipertensione, pazienti con un diabete non insulino dipendente, ma tutti pazienti che fanno una vita sostanzialmente normale. E quindi si è abbassato rispetto alla prima volta l'età dei ricoverati in terapia intensiva, perché la prima volta, ricordo, erano tutti quelli che avevano sopra i 70 anni, 75 anni. Ma allora, io se prendo i nostri dati, abbiamo avuto nella prima fase in cui abbiamo dimesso 51 pazienti, ne avevamo un'età media di 69 anni. Abbiamo trattato diversi pazienti ultra ottantenni che sono andati anche bene. Ovviamente l'età media è 69, abbiamo trattato anche tanti pazienti della fascia tra i 60 e i 70 anni. 69 anni è stata l'età media. In questa seconda fase abbiamo un'età media di circa 62 anni. Ovviamente in quest'ultimo periodo, essendo aumentato la diffusione, come dicevo prima, del virus, è più facile che ci siano delle contagi a livello dell'ambito familiare. Quindi se si ammala una persona giovane che ha una maggiore probabilità di diventare sintomatico, è chiaro che in questo momento le persone anziane, soprattutto se vivono nel nucleo familiare di persone che diventano positive e sono asintomatiche, questo corrono un rischio di poter essere contagiate. Senta professore, ci sono dei farmaci che aiutano di più rispetto alla prima volta, praticamente a febbraio, marzo, aprile. Oggi ci sono dei farmaci che danno un contributo per far guarire prima quello che prende il Covid, oppure stiamo aspettando il vaccino? Allora, se parliamo di quello che noi facciamo in terapia intensiva, più o meno quello che facevamo prima continuiamo a fare adesso. In terapia intensiva si fa assistenza a 360 gradi delle funzioni vitali del paziente, in primis della funzione respiratoria, ma non solo. Per quanto riguarda le terapie farmacologiche, se vogliamo riferirci alle terapie farmacologiche, al momento di farmaci che hanno superato, diciamo, che hanno una certa accettazione dal punto di vista della comunità scientifica, che vengono riconosciuti come farmaci nell'utilizzo nella pratica clinica, c'è il Remdesivir, che è un antivirale, e il cortisone, che ha dimostrato che nei pazienti, soprattutto in terapia intensiva, migliora, diciamo, la probabilità di esito favorevole. Per quanto riguarda, utilizziamo anche il plasma ha spesso, perché all'interno ovviamente di protocolli, i pazienti che arrivano da noi spesso vengono arruolati con il protocollo per il plasma, quindi molto spesso lo stanno già facendo perché hanno iniziato in malattia infettiva, perché hanno iniziato in terapia semi-intensiva, per cui anche noi e com'è la situazione, terapia iniziata, professore, e la facciamo anche da noi. Ovviamente stiamo aspettando i dati definitivi. In questo momento dati definitivi che il plasma riesca a influenzare l'outcome dei pazienti non ce ne sono, anche se ci sono diversi dati che sono diciamo favorevoli, però
la conferma della letteratura al momento non c'è Ecco, ancora. professore, nella situazione del plasma, visto Zaia aveva cercato anche di fare una riserva appunto di questo farmaco che poteva dare un contributo importante. Oggi, giorno dopo giorno, si sta consumando e quindi c'è bisogno di plasma. Com'è la situazione a Padova per quanto riguarda questo farmaco che può aiutare la guarigione in Allora, miglior ripeto, modo? noi lo utilizziamo, il farmaco ovviamente, come ho detto prima, ha sicuramente un razionale dal punto di vista scientifico, questo è il motivo per cui è stato sperimentato, perché si vanno a utilizzare degli anticorpi specifici di pazienti che si sono immunizzati contro il virus per cercare di ridurre, diciamo, gli effetti deleteri, soprattutto sulla funzione polmonare, ma in generale del virus sull'organismo. Purtroppo quello che non è ancora chiaro se la rianimazione, il paziente ricoverato in rianimazione sia il setting assistenziale giusto, cioè traduco, è l'ambiente giusto dove provarlo, perché il paziente che viene da noi il danno già ce l'ha avuto. Quando il paziente viene da noi ha già un'insufficienza respiratoria grave, per cui andare a dare il plasma a un paziente che ha già subito il danno, in questo momento la letteratura non ha confermato che Certo. questa terapia è in grado di modificare quello che è Ecco, l'andamento della malattia, perché il danno c'è già stato. ecco, Anche professore. se va detto per correttezza che il plasma è un farmaco, come tutti i farmaci. Il plasma non ha soltanto un effetto antivirale, che è quello ricercato in questo caso, è un farmaco che ad esempio ha una funzione di espansione volemica, per cui nell'ambito della gestione complessiva potrebbe avere altri effetti positivi che noi magari in questo momento non consideriamo, ma potrebbero esserci lo stesso. Per cui da questo punto di vista è ancora presto per poter tirare delle conclusioni Senta, definitive. professore, per i tempi televisivi io ho già avuto la fortuna di averlo ospite, quindi c'era più Mi possibilità, ma i fermi tempi quando, televisivi... se ti vado lungo mi fermi, io Sì, ovviamente... la fermo maleducatamente. Ho altre due domande per concludere questo collegamento e ringraziarlo ovviamente. Senta, un malato guarito di Covid ha delle conseguenze nel suo corpo al termine della malattia, all'inizio della guarigione? Poi avrà delle conseguenze oppure no? Allora, faccio prima una piccolissima precisazione. Allora, cos'è che condiziona la sopravvivenza dei pazienti che vengono in rianimazione affetti da Covid? Le condizioni diciamo, i fattori che condizionano la sopravvivenza sono le comorbidità, quindi ritorno al discorso che diceva prima, i pazienti muoiono per o con, poi faccio un inciso. Le comorbidità, il fattore numero uno, cioè le patologie associate, l'età del paziente, la gravità quando arrivano da noi, perché se uno arriva con una polmonite in forma diciamo non particolarmente avanzata, oppure se arriva con un coinvolgimento diffuso del polmone, chiaramente questo ha un esito diverso. Quarto, ultimo, è il tempo di risposta alle terapie, perché di polmonite si guarisce, ma si può guarire in una settimana, si può guarire in 20 giorni, si può guarire in 30 giorni. Ovviamente durante questi 30 giorni possono insorgere tutta una serie di problematiche, le sovrapposizioni infettive batteriche E sono il quindi... problema più grosso con cui combattiamo durante il ricovero e rianimazione, perché ovviamente la rianimazione è una terapia invasiva e quindi gestire un paziente che è totalmente dipendente dall'esterno per l'assistenza, questo lo espone a tutta una serie di problematiche che possono poi condizionarne l'esito. E Per quindi... quanto riguarda come ne vengono fuori i pazienti, nell'esperienza nostra la maggior parte dei pazienti, ovviamente ci sono alcuni che magari fanno ossigenoterapia prolungata, hanno una riduzione della capacità di compiere sforzi, ma la stragrande maggioranza dei pazienti che sono dimessi sono ritornati alla vita sostanzialmente ordinaria, normale. anche se in tempi lunghi. Ecco, l'ultima poi, non so se l'assessore Marcato vuole fare qualche domanda, l'ultima la faccio io. In prospettiva il Presidente della Regione Veneto ha detto aspettiamo il picco verso il 15-20 novembre. La terapia intensiva di Padova in quella data e per quella data... Ringraziare il dottor Tiberio per il lavoro straordinario che sta facendo lui e tutto il suo staff e di portare il ringraziamento dei Veneti e a tutti i suoi collaboratori, perché se abbiamo una grande sanità in Veneto che riesce a dare risposte importanti è perché abbiamo professionisti come il dottor Tiberio e i suoi collaboratori e le sue collaboratrici. Quindi grazie per il lavoro e davvero buon lavoro e in bocca al lupo perché ne abbiamo bisogno tutti.
Grazie, ringrazio molto a nome mio e di tutti i colleghi di tutta la rianimazione. Siamo circa 100 persone, stiamo facendo un grandissimo sforzo, siamo sul campo da 10 mesi, non ci siamo mai fermati Lo so. e abbiamo superato la parte iniziale di grande paura, piano piano con la speranza, acquisendo sempre più fiducia. Adesso in questo momento prevalgono due sentimenti: il sentimento di amarezza, perché avevamo avuto l'impressione un po' tutti di esserne usciti fuori, invece purtroppo ci troviamo ancora con questo problema, e io capisco anche la rabbia, perché c'è rabbia e mi rendo conto che ovviamente si legge in giro sui mezzi di comunicazione la rabbia di tanti cittadini che soffrono per le conseguenze di questa epidemia, perché questa epidemia colpisce molto tutti i settori dell'economia, colpisce molto tutte le persone nell'ambito della vita e delle relazioni, però sappiamo una cosa fondamentale, che il numero di contatti e il tempo di esposizione sono le due variabili che condizionano il contagio, e questo è un virus estremamente diffusivo e, come dicevo prima, c'è una prevalenza di positivi veramente molto alta, e questo è il motivo per cui siamo ancora oggi i primi di novembre a parlare, magari ci saremmo aspettati più verso il Natale di parlare di questa epidemia, di questa riaccensione. Purtroppo ci siamo dentro in maniera molto preoccupante, però speriamo che con la collaborazione, la coesione, la responsabilità di tutti di uscirne fuori al meglio. Bocca al lupo, grazie professor Tiberio come sempre della sua gentilezza, della sua disponibilità e buon lavoro, grazie. Grazie a voi, buona serata e buona continuazione. Grazie. Era giusto anche per far capire la situazione attuale che c'è insomma nell'ospedale civile di Padova. Come abbiamo sentito Roberto Marcato, 17 posti occupati su 18, uno si è liberato, diventa come quasi un letto d'oro, un posto d'oro, quel posto in più che speriamo rimanga tale, anzi che tutti soprattutto gli altri... l'incremento di terapie intensive 2020 rispetto al 2019, no, questo per tutti quelli che immaginano che in realtà sia una finzione dei politici cattivi, il Covid, ma è vero che e le terapie intensive. Ma c'è della gente davvero che fa... Io guarda, ho avuto la possibilità di parlarne con diversi, tutti dicono ma l'hanno fatto, gli uomini più potenti del mondo per degli interessi, e invece questa io cosa ho fatto una scelta, per esempio anche sui social, non perdo più tempo. Tutti i negazionisti che mi scrivono, mi parlano di cose strane, io li blocco. Ma bisogna mandarli in terapia intensiva. Ecco, sì. Bisognerebbe mandarli ma lì... terapia psichiatrica, però non... Senta, proprio in virtù, allora iniziamo nel titolo della trasmissione, che poi era, visto che lei è l'assessore dello sviluppo economico, quindi un assessorato importantissimo per l'economia della nostra regione, andare a vedere questo virus è nato, e questo ormai è provato, è nato in Cina, ce l'hanno portato fuori dalla Cina, non ce l'hanno detto per 3-4 mesi assieme all'OMS, hanno nascosto un po' tutto, ne hanno fatti di tutti i colori, possiamo dire. Poi vado a guardare il PIL di tutte le nazioni, se la regia mi mette questo grafico, il grafico, per far ragionare, guardi, tutti sono in crisi per il Covid a livello economico, tranne fatalità la Cina, l'Eurozona meno 8,3% il PIL, l'Italia meno il 10%, gli Stati Uniti meno il 4,3%, la Cina più l'1,3%, ma è un dato sbagliato quello dell'1,3%, perché molto probabilmente è più dell'1,3%, quasi vicino al 3% il PIL in aumento in Cina, e quindi lì esultano, ma le sembra giusto? Cioè ci sono delle cose che sono incomprensibili. Allora, attenzione, intanto parlare della Cina è sempre molto difficile, perché le notizie sono sempre filtrate. Ma i dati sono questi. Ecco, poi teniamo conto di una cosa: la Cina è abituata a crescite di PIL annue del 7, 8, 9, 10%. Per cui una crescita di PIL per l'1,3 che farebbe felice, ma anche fosse il 2, fosse anche il 2,5, che farebbe non felice, ma stapperemo casse di prosecco a ogni ora del giorno, farebbe felice l'Europa, l'Eurozona e l'Italia. In Cina è un problema, nel senso che loro sono abituati a crescere di PIL che sono n volte superiori a queste. Rispetto agli altri che perdono tutti dopo il Covid che hanno avuto anche loro. Per carità, sì, perfetto, d'accordo, però dà comunque, distinguiamo, dà comunque la misura di una debolezza strutturale dell'economia mondiale, questo. Nel senso che la Cina cresce dell'8%, l'Eurozona cresce
cresce, si fa per dire, dallo 0,2 all'1%, l'America anche lei cresceva con ritmi interessanti, adesso abbiamo l'Eurozona che decresce del 7, 8, 10%, l'Italia chiuderà con meno 11-12% e la Cina all'1,5-2%. È comunque una debolezza strutturale dell'economia mondiale. Dopodiché fa rabbia, da un punto di vista, come dire, più umano che economico, vedere che la Cina, seppur di poco rispetto ai parametri degli ultimi anni, cresce. Noi invece abbiamo una decrescita che è davvero pesantissima. Preoccupante. Ne parliamo dopo la pubblicità, rimanete con noi tra poco.